l'indipendenza del Veneto? Partiamo da un presupposto semplice. Perché la vogliamo? L'Italia ormai è un paese assolutamente riformabile. Irriformabile sotto tutti i punti di vista: sociale, culturale, morale, economico. Partiamo da quello economico, che è il più lampante. In Italia oggi c'è una pressione fiscale che va ben oltre il 70%, pari ad un furto al conscasso, e pur con questa pressione fiscale ci ritroviamo ad avere il debito pubblico che continua ad aumentare. Se l'Italia fosse un'azienda, questa azienda sarebbe fallita. In realtà non ci fanno fallire, non ci vogliono far fallire, per poter comprare a prezzi di svendita tutte quelle parti di questo Stato dell'Italia che ancora funzionano. Il Veneto, a tutt'oggi, è ancora un'ottima regione. Noi vogliamo trasformarla in Stato. Vogliamo tornare ad avere la nostra sovranità, vogliamo tornare a far sì che il popolo veneto possa tornare ad avere la sovranità sul proprio territorio, così come è previsto anche nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Possiamo tornare ad essere Stato, vogliamo ricreare una socialità nuova e due parole sono fondamentali: democrazia diretta e social meritocrazia. Questo è quello che vogliamo per l'indipendenza del Veneto.